TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Emergenza coronavirus, resta alta l'attenzione in tutta la provincia di Padova dove sono in stretta sorveglianza 7 cluster. Vediamo. 194 persone positive, 20 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva. Resta sorvegliata speciale la provincia di Padova, dove sono sotto stretta sorveglianza 7 cluster. L'ultimo a Limena, nella sede della SDA, società di distribuzione di poste italiane. 17 i contagiati tra i dipendenti, un contagio secondario. La sede è chiusa su ordinanza del sindaco, gli accertamenti proseguono. Continua la conta dei contagi dopo la cerimonia funebre svoltasi al Parco Fenice a Padova. Qui sono 30 i positivi sui 200 presenti, per lo più di nazionalità camerunense. Un cluster che ne ha generato altri 2 nella casa di riposo Bonora di Campo San Piero e all'Ira di Padova. Un bambino è risultato positivo in un centro estivo dell'Arcella. C'è poi l'azienda di distribuzione di libri scolastici, sita in zona industriale a Padova, dove il cluster conta una decina di persone tra lavoratori e contatti. Infine il mercato agroalimentare di Padova, dove siamo a quota 12 contagi dopo oltre 400 tamponi effettuati. Fondamentale il rispetto delle regole. Il Comune di Padova sta stampando 4.000 nuovi volantini in 4 lingue, tra queste l'arabo, che saranno distribuiti per ricordare come sia indispensabile l'uso della mascherina e l'igienizzazione frequente delle mani. Sono un po' preoccupato, sì. Le riunioni di ieri con il dottor Scibetta, il prefetto, i carabinieri, tutti quanti le forze dell'ordine, ci impensierisse molto, per cui abbiamo fatto stampare i volantini, li stiamo distribuendo in tutte le zone delicate di Padova e tutti devono sapere che non è che vogliamo criminalizzare qualcuno, ma va fatto il tampone perché può essere veramente molto grave diffusione. Abbiamo fatto il sacrificio enorme, non possiamo tornare indietro. E l'obiettivo principale è quello proprio di spegnere i focolai prima che il contagio si velocizzi. Sono le parole proprio del virologo Giorgio Palù. Dobbiamo preoccuparci? Ecco, questa è la domanda. Allora la domanda è, dobbiamo essere obiettivi, né drammatizzare né certamente sottovalutare. Perché non dobbiamo drammatizzare? Perché guarda caso si tratta tutti di casi in larga misura asintomatici. La mortalità, quindi abbiamo svuotato le terapie intensive e soprattutto questi casi sono in larga misura, non solo in Veneto, ma anche in Emilia e in Lombardia, dove si stanno riaccendendo questi focolai, sono in larga misura asintomatici. L'R con T cosa abbiamo detto che misura? L'esordio dei sintomi, ma se i sintomi non ci sono, ecco perché dico è meglio che misuriamo l'incidenza, il numero e come sta replicando il virus, perché allora se vediamo che in alcuni focolai sta impennandosi come vediamo in questo grafico, è lì che dobbiamo intervenire rapidamente. Quindi allora in questa fase è importante sì considerare l'epidemiologia, i contagi, i numeri, è fondamentale. Perché dobbiamo spegnere questi focolai? Perché più lo spegniamo il virus, meno il virus circola e meno ce lo troveremo. Come si spengono i focolai? Allora, i focolai c'è un modo di spegnerli che ovviamente vanno tracciati dal punto di vista virologico, quindi sono le 3 T, testing, tracing and tracking. Quindi testare, fare saggi, quindi serologia, diagnosi diretta, ricerca del virus. Tracciare i contatti. Cosa vuol dire tracciare i contatti? Quando ho un positivo io devo subito risalire al numero o quali persone questa persona è stata in contatto con. Quindi nei giorni, quando? Nei 4-5 giorni precedenti, che sono il periodo prodromico in cui il virus infetta e poi tende a manifestarsi. Dobbiamo misurare i contatti dei contatti e i contatti dei contatti dei contatti, quindi i contatti primari, secondari e terziari di un soggetto positivo al virus. Quindi tracing, tracking cosa vuol dire? Che dobbiamo censirli esattamente e censirli vuol dire che il provvedimento immediato è che dobbiamo ricorrere all'isolamento di questi soggetti. Ed effetto Covid anche all'interno delle case di riposo. Intanto sul tavolo della Procura di Vicenza cominciano ad arrivare i primi esposti da parte dei familiari e nell'occhio del ciclone ci sono non soltanto le strutture ma anche alcuni medici.
Si sa, passata la bufera, si raccolgono i cocci, passata l'emergenza Covid con il lockdown, case di riposo e ospedali blindati, c'è chi chiede chiarezza su comportamenti, azioni, protocolli. E se il Vicentino non è Bergamo, di fatto sui tavoli della procura sono arrivati alcuni esposti di familiari, in particolare legati alle case di riposo di Vicenza e Bassano. Sono un po' sparse perché ne sono arrivate da varie parti. Sì, non sono solo della città, del Bassanese anche. 7-8 esposti di questo tipo sono stati tutti in questo momento iscritti a modello 45, quindi come non notizia di reato, ma come situazioni che vanno approfondite. I colleghi che ne sono titolari hanno già delegato gli accertamenti necessari. Casi, situazioni che vanno verificate singolarmente, da accertare cosa è successo, eventuali responsabilità, se si è fatto tutto quello che si poteva fare alla luce però delle conoscenze in quel momento. Dobbiamo sempre parametrarci alle conoscenze di quel momento, però è giusto che le famiglie abbiano tutte un chiarimento. Dalle case di riposo agli ospedali, anche qui alcuni sanitari sono stati oggetto di esposto da parte di familiari, 2, uno legato al San Bortolo e un altro all'ospedale di Sant'Orso. Rimane al momento ancora aperto come fascicolo conoscitivo anche il caso dell'imprenditore del Basso Vicentino, paziente zero contagiato dopo un viaggio di lavoro in Serbia. Si allontanerebbe l'ipotesi nei suoi confronti del reato di epidemia. C'era il sospetto che vi potessero essere stati dei contatti dopo che aveva saputo di essere positivo con il tampone. In realtà questo è stato verificato che non è così. Quell'ipotesi di reato residuale del decreto non è stata accertata. Ora però il lavoro è ancora in corso per controllare che in realtà non ci sia sfuggito qualcosa in questo momento successivo. E abbiamo in collegamento Skype proprio da Vicenza la nostra Gabriella Basso. Gabriella, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a te. Abbiamo appena seguito il servizio che appunto è stato fatto in merito agli esposti che sono stati presentati da alcuni familiari sia contro le strutture, le case di riposo, ma anche contro i medici, una situazione che sta coinvolgendo e interessando un po' tutta la provincia ad oggi, giusto? Sì, infatti come diceva già il servizio, sono in corso, stanno arrivando sui tavoli della Procura di Vicenza questi esposti, per il momento sono tra i 7 e gli 8 appunto esposti, chiaramente sono tutti da verificare perché è chiaro che i familiari hanno bisogno di risposte, come diceva anche il procuratore reggente Orietta Canova, hanno bisogno di risposte, però chiaramente bisogna anche trovare se ci sono state effettivamente delle situazioni poco chiare, se non sono state seguiti i protocolli in maniera adeguata e chiaramente ci vorrà del tempo per analizzare tutti questi documenti. C'è proprio un pool di procuratori che stanno lavorando su questo aspetto. Da Vicenza oggi quali sono le novità? Allora, per oggi parleremo ancora dei fiori di Ponte degli Angeli, perché purtroppo sapete che i vandali hanno preso di mira proprio le fioriere di Ponte degli Angeli, strappando di nuovo tutti i fiori del lato, diciamo, della balaustra, della ringhiera del ponte che va verso, diciamo, il centro cittadino, giusto per capirci. Ieri abbiamo sentito anche un po' lo sdegno della gente, oggi torneremo sull'argomento, ma parleremo anche di lavoro e imprese, perché il decreto semplificazione che ha portato praticamente la possibilità alle amministrazioni di fare appalti a chilometro zero praticamente, perché la soglia è di 150.000 euro anziché 40.000 euro, la Confartigianato ha scritto a tutti i 114 sindaci del Vicentino affinché attivino praticamente il volano dell'economia, aprendo i cantieri, facendo i lavori che servono soprattutto per mettere in moto quei settori che sono le manutenzioni, piuttosto che i serramenti, piuttosto che abbiamo detto la manutenzione, ma per esempio anche gli impianti elettrici, insomma, per dire uno dei cantieri che potrebbe essere aperto anche subito a breve è la sistemazione delle scuole anche a fronte del Covid, del post-Covid. Parleremo anche di truffe, perché ancora una volta sono gli anziani nel mirino, in questo caso un anziano di Orgiano che è stato raggirato da un terzetto, madre, figlia e compagno della madre di nazionalità serba, e sarebbero riusciti praticamente a farsi consegnare 350.000 euro. L'anziano però non vorrebbe, almeno al momento non ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dei tre, ma chiaramente è stato aperto comunque un fascicolo da parte della magistratura.
magistratura e indagano comunque i carabinieri. Parleremo anche di maltempo perché dopo la bomba d'acqua su Schio sentiremo un po' il sindaco qual è la situazione, soprattutto è una zona, quella di Schio, che più volte viene colpita da queste bombe d'acqua, non è la prima, anche l'anno scorso ha avuto parecchi danni, anche tempo fa un altro temporale aveva di nuovo inondato le strade di Schio, quindi c'è tantissimi argomenti nelle TG di questa sera. Bene, allora io ringrazio la nostra Gabriella Basso per averci dato qualche assaggio su quello che andremo a seguire nel telegiornale di questa sera. Grazie Gabriella, e noi grazie, continuiamo col nostro telegiornale. E allora, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, anche non soltanto le scuole elementari, medie e superiori, ma anche le università si devono adeguare per permettere le lezioni in presenza. Allora, a Padova vediamo dove si troveranno a studiare e appunto a seguire le lezioni gli studenti. Anche l'Università di Padova si sta preparando alla ripartenza della didattica. Sono quasi 2000 i posti a sedere che l'Ateneo Patavino è riuscito a trovare tra cinema, fiera e parrocchie. Le lezioni continueranno in modalità mista, sia i corsi in presenza che online. Gli studenti della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale faranno lezione al cinema MPX, dove il BO ha individuato 379 posti a sedere. La diocesi, proprietaria della struttura, ha concesso le sale dal 23 settembre al 22 dicembre, dal lunedì al venerdì, tutta la giornata. Ingegneria, economia e scienze politiche, invece, vedranno aprirsi le porte dei padiglioni 2 e 14 della fiera. Gli studenti potranno fare lezioni in via Tommaseo dal 1 ottobre al 15 gennaio, con l'eccezione del periodo che va dal 15 al 31 ottobre, cioè quando verrà allestita la mostra Auto e Moto d'Epoca. Anche la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria si è spinta alla ricerca di altri spazi, restando vicini al campus di Legnaro. Sono stati trovati 100 posti nella sala polivalente della parrocchia di San Biagio, disponibile dal 28 settembre al 23 dicembre. Il costo complessivo per il BO sarà di poco meno di €1 milione. E intanto l'ULSS 3 Serenissima sta avviando uno screening che interessa proprio tutti gli stranieri che sono presenti in provincia, e sotto i riflettori resta comunque tutto il discorso che riguarda il Lab di Cavarzere. Giovedì ci incontriamo con il Comune di Venezia per analizzare la situazione sul Comune relativamente alle comunità straniere che ci sono nel Comune. Perché l'obiettivo che ci poniamo è un obiettivo, come dire, molto semplice, quello di individuare i focolai, circoscriverli e spegnerli nel più breve tempo possibile. L'obiettivo quindi è stato dichiarato, seppure non ci sia nessun obbligo in tal senso. Le comunità straniere presenti nel veneziano saranno monitorate con un piano di screening specifico. Ovviamente si parte da Venezia, dove i numeri di cittadini bengalesi, cinesi e non solo sono tra i più numerosi. Le comunità presenti a Venezia e appunto nella nostra azienda sanitaria sono comunità di persone che svolgono lavori importanti, lavori a contatto con le persone e quindi vanno attenzionate. Attenzionata, e non potrebbe essere altrimenti, è la situazione a Cavarzere, dove si trovano i migranti positivi al Covid trasferiti da Jesolo. Stessa provincia, diversa ULSS, ma la questione è sempre sanitaria. E su Cavarzere il nostro compito è un compito esclusivamente sanitario, quindi è un compito di monitoraggio della situazione sanitaria di queste persone. È il compito di seguirle nel loro percorso di isolamento e quindi è un'attenzione soprattutto sanitaria la nostra. Sul fronte migranti la tensione, soprattutto politica, è elevata. Restano i dati del Covid nel territorio dell'ULSS 3, tra i più bassi del Veneto. Tolta Cavarzere, i casi sono 18, di questi 12 importati, quindi da altre ULSS o altri stati. Dei 18, 3 sono ricoverati all'ospedale Covid di Dolo, 0 i soggetti nelle terapie intensive. Mediamente ogni giorno nell'ULSS 3 Serenissima vengono effettuati 800 tamponi, mentre continuano anche i controlli nelle aziende, 1871 quelle visitate, 18 le inosservanze riscontrate. Una situazione sotto controllo quindi, ma nessuna cessata emergenza, anche in vista dell'autunno e di un possibile ritorno, per cui è già pronto il piano di sanità pubblica. Il virus c'è, attenzione, circola e quindi va posta veramente la massima attenzione da parte di tutti nel rispetto di quelle che sono le misure di protezione. Qualche minuto di pausa, ci troviamo tra pochissimo.
E rieccoci in diretta. Prima di passare la parola al nostro ospite in studio, la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, voglio ricordarvi che poco fa abbiamo avuto in collegamento la nostra Gabriella Basso da Vicenza, che ci parlava appunto della situazione maltempo che si è verificata ieri nel tardo pomeriggio serata a Schio. Beh, pensate, il sindaco di Schio, Walter Orsi, ha stimato danni per 1 milione di euro, tanto che è pronto a chiedere appunto la calamità naturale. Subito allora adesso con la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovata nei nostri studi. Buongiorno a tutti voi telespettatori e buon pranzo fra poco, no? Fra poco. Allora abbiamo seguito un servizio trasmesso dai colleghi di Padova che riguardava la situazione delle università, l'Università di Padova, con tutto l'adeguamento che c'è in questo periodo appunto per permettere ai ragazzi di andare a seguire fisicamente le lezioni e di studiare e quant'altro. C'è in ballo tutta una questione legata all'edilizia scolastica anche nella nostra provincia, nel nostro territorio, tenendo conto delle tantissime scuole che sono presenti nel territorio bassanese, giusto? È vero, è verissimo, anzi il problema dell'edilizia scolastica è un problema che affligge anche il nostro territorio da molto tempo, perché tutta l'edilizia scolastica che abbiamo in Italia, non solo nel Veneto, è un'edilizia scolastica pensata per famiglie dove al pomeriggio comunque qualcuno dei due genitori era a casa dal lavoro. Non è un'edilizia scolastica pensata per le famiglie che lavorano entrambe, che al pomeriggio hanno i ragazzi da dover accudire. Ecco, un'edilizia scolastica moderna è da ripensare a 360 gradi, a cominciare con degli spazi per lo studio pomeridiano, degli spazi per lo sport, e dopo ritorniamo su questo argomento. E per quanto riguarda la ripresa dopo il Covid, con le misure che sono state dettate dalla ministra e declinate come prima regione dalla regione del Veneto, tutti i presidi si stanno muovendo. So che nella nostra vicina provincia di Treviso il presidente Marcon con la dirigente, con la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale hanno già razionalizzato con i presidi delle scuole superiori tutte le aule e hanno già pensato alle aule alternative per poter permettere ai ragazzi di ritornare a scuola. Io spero che questa cosa venga fatta anche in provincia di Vicenza, sinceramente, che i presidi insomma siano in qualche modo, ai presidi venga garantito da parte della provincia, ma sono sicura che sarà così, il fatto che ci siano anche delle aule alternative. Per quanto riguarda invece noi sindaci impegnati in prima persona con le scuole per l'infanzia e le scuole secondarie di primo grado e le scuole di primo grado, quindi elementari e medie, sentiti anche i colleghi, insomma ci siamo tutti già mossi per poter dare delle soluzioni e permettere ai ragazzi di frequentare in presenza l'inizio e lo svolgimento dell'anno scolastico in corso. Io sono un po' preoccupata sinceramente per questo inizio di anno scolastico, un po' per le notizie preoccupanti riguardo al fatto che i focolai di questa pandemia continuano ad esserci, quindi non nascondo il timore che possa tornare ad interessare le nostre zone un ritorno proprio di questa pandemia. Sono preoccupata per le frequenze in classe, perché ci sono tante proposte da parte di tante scuole. Io per quanto riguarda la mia stiamo aspettando le indicazioni, abbiamo appena saputo della nomina del nostro nuovo preside e mi dispiacerebbe dover continuare con la didattica online, con la didattica a distanza. Mi dispiacerebbe dover magari optare 3 giorni vado a scuola e 3 giorni sto a casa, oppure 3 giorni vado a scuola e 3 giorni mi metto in un'aula a fare didattica online comunque in classe però con dei ragazzi a casa. Insomma, queste modalità che sicuramente saranno necessarie per scuole grandi come la mia, le modalità poi le troveranno i responsabili, ecco, mi dispiacciono un po' perché si perde comunque quella
fase importante di relazione che lega l'insegnante con gli alunni, ma soprattutto gli alunni fra di loro. Ecco. Certo, allora lei ha proprio citato poco fa il discorso che appunto degli accordi che si stanno prendendo a Treviso. Allora seguiamo assieme il servizio che riguarda proprio a livello provinciale come stanno procedendo nella Marca trevigiana. Scuola ai blocchi di partenza. Dopo mesi di totodate e misure da definire, la pianificazione degli spazi sembra fatta. Tutto da realizzare ovviamente con l'impiego di 1.300.000 euro messi a disposizione dal governo per mettere a norma i plessi scolastici più critici e adeguarsi alle norme post-Covid. Una corsa contro il tempo per i 39.612 studenti sistemati nelle 1.706 classi su 90 edifici, numeri che chiariscono la dimensione della macchina scuola della Marca, che ha convocato dirigenti scolastici e ne ha raccolto le esigenze. Dagli interventi ordinari, come la rimozione di pareti per la creazione di aule più capienti, l'adeguamento di scale antincendio e i lavori per garantire il distanziamento, agli interventi straordinari. I 2 macro interventi sono relativi al polo scolastico di Treviso, con il recupero della scuola in zona Ghirada, una scuola oggi sottoutilizzata, che con interventi di ripristino degli immobili, degli infissi piuttosto che degli impianti, verrà messa a disposizione dell'Istituto Besta di Treviso. Il secondo macro intervento, ed è il più importante, è quello che si farà a Castelfranco Veneto, andando a riattare gli spazi della padiglione L, così è chiamato, ex ingresso dell'ex ospedale. Treviso e Castelfranco gli interventi maggiori, ma anche a Oderzo si è trovata la soluzione grazie alla disponibilità per alcuni locali di proprietà del comune nell'edificio delle associazioni, o ancora per il polo Montebellunese si è trovata disponibilità per 4 classi nel Palazzo Piva a Valdobbiadene, mentre nelle 2 aule mancanti del Maffioli si ricaveranno da un accordo tra Inaudi e Levi Maffioli. Ma oltre agli spazi per gli studenti e i 1425 banchi nuovi di zecca, l'altro interrogativo cruciale resta la didattica a distanza. La didattica a distanza significa anche che, tenendo conto appunto delle dimensioni delle aule, quindi anche della possibilità di capienza delle aule, il gruppo di studenti che magari sono eccessivi rispetto alla capienza può svolgere attività fuori dalla classe. Nodo al pettine di ogni ripresa dell'anno scolastico sono i numeri sul personale. Serve un maggior numero di collaboratori ATA, impiegati anche in virtù di sanificazioni più frequenti, e poi la partita delle graduatorie degli insegnanti, esaurite, e si giocherà entro il 31 agosto quella delle supplenze. Ecco, infatti è una questione da non sottovalutare assolutamente. Sindaca Martini, è proprio quella legata agli insegnanti, perché servirà un numero maggiore di insegnanti, poi abbiamo sentito anche dal servizio, servirà anche un numero maggiore di... chiamiamoli bidelli, ecco, noi li chiamiamo bidelli perché li abbiamo sempre chiamati così. Guardi, personale che è addetto alla sanificazione, alla pulizia, visto che c'è necessità di eseguire questi lavori in maniera molto più pressante in questo periodo. Allora, oggi siamo il 22 luglio. Ecco, il 22 luglio. Sì, e tempi tra l'altro ultra stretti. Ecco, il 24 io devo essere a scuola, il 24 agosto. Noi del Brocchi siamo chiamati a tornare a scuola per tutti gli adempimenti di inizio anno scolastico, e per i ragazzi inizierà il 14 settembre, quindi fra un mese e mezzo cominciamo la scuola. A livello centrale questo governo, questa ministra Azzolina Lucia, che ha detto di essere la donna giusta al posto giusto, non ha ancora detto come dovremmo iniziare l'anno scolastico. Parla di termometri a casa, di stupidaggini, parla di sciocchezze, ma la partita grande sul personale scolastico, ATA o amministrativo oppure anche di pulizie, e sui docenti non l'ha ancora affrontata. Cioè, noi vogliamo parlare delle scuole, perché parliamo delle scuole superiori o di ragazzini che comunque riescono ad autogestirsi, ma vogliamo parlare delle scuole per l'infanzia? Cioè, com'è possibile garantire la sicurezza di gruppi di 8 bambini, 10 bambini nelle scuole per l'infanzia? Come posso io impedire ad un bambino, se non suddividendoli in microgruppi, di non andare ad abbracciare il compagno piccolino di 4-5 anni? Quindi
tutta questa partita del reclutamento del personale, e reclutamento è un termine da caserma, sottolineo, è una partita completamente aperta sulla quale il governo non ha detto né dove trova le risorse né come verranno impegnati. Non solo, dobbiamo capire che si tratta di emergenza. Quindi una volta che tu assumi anche il personale, se lo assumi a tempo determinato, sa che una volta licenziato, una volta finita il tempo, la temporalità, è licenziato. Ma se lo assumi a tempo indeterminato vuol dire che quel posto nella scuola lo deve trovare per sempre. E poi mi permette anche di dire una cosa su questa ministra Azzolina. Ha dichiarato ultimamente nei giornali che adesso tutti coloro che faranno domanda di venire dal sud, di venire al nord ad insegnare, dovranno garantire 5 anni di permanenza al nord. Beh, questa proposta l'ho fatta io, protocollata ed inviata al Ministero e a tutte le testate giornalistiche quando ero assessore provinciale all'istruzione in provincia di Vicenza. Quindi questa proposta è di 8 anni fa ed è firmata il sindaco Martini. Allora me ne hanno dette di tutti i colori, perché mi sono presa anche della razzista, della persona che pensa solo al nord e non al sud. Stessa proposta, identica, precisa. Questo per dire che lavorano su cose già fatte, non hanno idea di dove andare, non hanno neanche una visione futura di quello che sarà la scuola. Parlare di banchi nuovi e di 300 euro per postazione banco non è risolvere il problema della scuola italiana. Quindi questi veramente siamo nelle peggior mani del peggior ministro, a detta di tutti, a parte i suoi naturalmente, che la storia della Repubblica Italiana abbia mai avuto all'istruzione. Parliamo di una persona che si siede dove si è seduto Benedetto Croce. Una persona che si siede dove si è seduto Benedetto Croce. Ecco, questa qua che a scuola ci sarà andata quando l'ha frequentata, ma per insegnare non ha più di 2 anni di esperienza di insegnamento e quindi è pari a zero. Pari a zero, anche perché dice l'esperienza diventa fondamentale. Voi che sapete di che cosa c'è bisogno in una scuola, magari ecco, sarebbe bene che avesse anche l'umiltà di recepire i consigli da parte degli esperti, degli esperti appunto sul campo. Magari sì, non sempre così, io più che altro vedo, parlo anche da mamma, sento anche le varie altre madri che non sanno appunto che pesci pigliare nel momento in cui si aspetta questo 14 settembre, questo rinizio della scuola, come c'è un punto di domanda gigantesco. È tutto lasciato nelle mani e nella buona volontà dei sindaci, dei dirigenti scolastici ai quali bisognerebbe fare un monumento e dei rappresentanti delle istituzioni locali. La settimana scorsa il nostro provveditore dell'ufficio scolastico provinciale, il professor Carlo Formaggio, ha convocato tutti i sindaci con i dirigenti scolastici delle scuole per l'infanzia elementari e medie per capire quali esigenze, per dettare le linee che erano appena uscite da parte della Regione del Veneto. Ma se noi non avessimo avuto il nostro governatore e gli assessori preposti e gli operatori degli uffici scolastici provinciali, saremmo rimasti veramente da soli a gestire l'emergenza. E quindi ci stiamo aiutando fra di noi, ma a livello centrale ministeriale non sta arrivando nulla se non fanfulacche. Io sono basita del fatto che questa voglia ancora entrare al Ministero, cioè dovrebbe avere il coraggio, l'umiltà, il buonsenso di dimettersi. Parole forti abbiamo sentito da parte della sindaca Martini. Adesso invece è appena arrivata una notizia poco fa in redazione. Purtroppo l'ennesima notizia di cronaca, sangue ancora sulle strade, le nostre strade che soprattutto nelle ultime settimane sono teatro di incidenti stradali mortali. Questa volta è accaduto in territorio comunale di Pozzoleone, lungo la strada che porta a Nove. A perdere la vita un motociclista di 38 anni di Asolo. L'uomo proveniva da Bassano quando in fase di sorpasso, complice l'alta velocità, non si è accorto che l'auto che lo precedeva, una Jeep Renegade con a bordo una coppia di anziani, stava svoltando a sinistra. Un impatto tremendo, un Centauro è stato sbalzato dalla sella, è finito addosso al parapetto, la moto è schizzata nel cortile di un'azienda.
subito a soccorrere l'uomo, proprio la coppia della Jeep che nel frattempo era finita nel fossato a bordo strada, entrambi marito e moglie incolumi, e hanno dato l'allarme. Per il 38enne però non c'era più nulla da fare sul posto. Per i rilievi li state vedendo, ecco, dalle immagini, i carabinieri di Breganze e di Thiene. Più che altro c'è la questione della pericolosità delle nostre strade, un po' tutte le nostre strade, appena c'è un rettilineo, motociclette e macchine che si sentono quasi autorizzate a violare i limiti della velocità. E purtroppo, dicevo, questo è l'ennesimo, perché nel giro di un paio di settimane si sono verificati troppi incidenti stradali con esito mortale, vittime proprio motociclisti. La situazione delle strade è una situazione terribilmente calda nel Bassanese. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io proprio recentemente ho messo un post che ha suscitato anche delle polemiche nel gruppo del mio comune, no? Dicendo che quest'estate sarà intensificato il controllo sulle strade, saranno intensificate le multe e non ci sarà pietà per nessuno. Perché tutte le strade del mio paese, ma è una cosa che condividiamo con tutti i sindaci, adesso anche questo incidente è successo a Pozzoleone, tutti gli incidenti che avvengono per una distrazione, ma soprattutto il 95% è legato all'alta velocità. La interrompo un attimo, abbiamo pochissimi minuti di pausa e poi ci ritroviamo e torniamo appunto a parlare della situazione delle nostre strade. Ci vediamo tra poco. E rieccoci in diretta, assieme a noi ospite nei nostri studi la sindaca di Rossano Veneto Morena Martini. Stavamo parlando poco fa della questione della pericolosità delle nostre strade, anche nei vari comuni, nei nostri comuni serve assolutamente tutelare la sicurezza sia di chi va in macchina, in motocicletta, ma anche e soprattutto di pedoni e quant'altro, soprattutto all'interno di un centro abitato. Tra l'altro lei ricordava che quando è stato ieri, diceva, sì, ecco, ieri notte. Sotto controllo, che è successo? Ieri notte abbiamo ritirato delle patenti, con il limite del 50 andavano a 97, 105 all'ora, e ho già avvertito tutti i miei concittadini che per tutta l'estate, ma non ci fermeremo, ci saranno pattugli in ogni dove. E dico anche un'altra cosa, che noi la prevenzione l'abbiamo fatta, cioè per tanti anni le auto che fermavamo le consigliavamo, dicevamo che non dovevano farlo, e quindi c'era una grande pazienza nell'avvisare. Adesso basta, la pazienza è finita, che non voglio sentire che i miei concittadini mi vengono a dire ma l'auto dei vigili era nascosta, ma non ho visto, ma qua, ma là, niente. Se è 50 c'è una tolleranza, nel senso che non è che a 52 prendono la multa, sia chiaro. Se è 70 non è che a 72 il limite di velocità, non è che a 72 prendono la multa, sia chiaro. Però tolleranza zero, è finito il tempo del perdono. Mi permetta di fare le condoglianze alla famiglia di questa giovane vita che si è spezzata nelle strade, e di dire anche che io assisto quotidianamente ad una maleducazione stradale impossibile, nel senso che sembra che il tempo la faccia da padrone, sorpassi in linea continua, poco rispetto delle norme di velocità e dei limiti di velocità, quasi nullo. Il fatto, provate a dover uscire per esempio da una strada per immettervi o a fare una manovra in una strada e contate quante sono le auto che rispettano la vostra manovra fermandosi un attimo e lasciandovela fare. Pochissime, ecco, questa si chiama poca educazione stradale, maleducazione stradale, e spesso, complice la grande velocità, ci sono gli incidenti ai quali non dobbiamo mai abituarci. Il fatto che durante il lockdown gli incidenti fossero diminuiti, insomma, c'erano meno gente, per carità, meno gente sulle strade sicuramente, però anche meno occasioni di dover dimostrare la bravura con una velocità eccessiva.
Bene, allora io ringrazio, congedo la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, grazie per essere stata in nostra compagnia, grazie per averci soprattutto illustrato la situazione, la questione delle scuole, edilizia scolastica, che è stata una cosa molto interessante. Adesso vedremo, aspettiamo insomma, anche noi. Siamo qua pendenti da questo governo, ma come dicono i veneti doc, semone e mande a poia, nel senso che peggio di così non poteva andare. Ecco, la sindaca Martini non si smentisce mai. Grazie allora Morena Martini. E intanto abbiamo da Padova, vedo Chiara Gaiani collegata via Skype con noi. Chiara, buongiorno. Vediamo buongiorno Vanessa. Eccola qui Chiara. Novità per quanto riguarda la maratona di Padova. Fresche. Purtroppo la maratona di Padova quest'anno sarà rinviata. È stato annunciato proprio pochi minuti fa in una conferenza stampa che è stata convocata a Palazzo Moroni. Infatti ci troviamo nel cortile che penso sia visto varie volte dai nostri telespettatori di Palazzo Moroni, antistante la sala Paladin e la sala Alvarez, dove è in corso questo momento di incontro con i giornalisti, proprio per raccontare che la maratona di Padova appunto quest'anno non si farà, o meglio, si farà ma in modo virtuale. Quindi l'appuntamento che inizialmente era slittato a domenica 20 settembre come il grande appuntamento del rilancio dello sport della città non si farà, slitterà il 18 aprile 2021, 50.000 persone in Prato della Valle, tante di solito si affollano nella giornata della maratona, sono state considerate troppe, un rischio troppo alto soprattutto in questo momento in cui la città, in cui in città Padova e tra Padova e provincia sono presenti 7 cluster attivi, e quindi questo 20 settembre l'invito è a correre la maratona in modo virtuale. Come? Andando ad acquistare i pettorali che sono collegati appunto alla maratona per un costo di 5 euro, e invitando i runners, chi di solito partecipa alle stracittadine, a correre in solitaria registrandosi in un apposito sito creato appunto dagli organizzatori della maratona, per poter poi correre da soli la maratona, ma in realtà in questa grande comunità virtuale, in cui poi sarà anche possibile mettere a confronto i vari risultati, quindi sarà anche possibile vedere quali sono state le prestazioni in questa grande vetrina che sarà attiva per tutta la giornata del 20 di settembre. Quindi sarà possibile correre in modo virtuale le stracittadine di 5, 10, 15 o 20 chilometri, però appunto ribadisco tutto in modo virtuale, un appuntamento che è stato rimandato veramente con grande dolore, sia da parte dell'amministrazione comunale che di Assindustria Sport, che è l'organizzatrice di questo evento. Ricordiamo che la maratona è l'evento più importante sicuramente per quanto riguarda la città di Padova dal punto di vista sportivo, una maratona all'insegna della solidarietà, ed essendo quest'anno Padova capitale del volontariato, parte dei fondi ricavati dalla vendita appunto dei pettorali saranno destinati alla CSV, che è l'organizzatore di questo anno, in cui la solidarietà e il volontariato a Padova doveva essere celebrato in modo diverso da quello che purtroppo stiamo vivendo. Anche se però Chiara, c'è da dire una cosa, perché è vero, è stato vissuto questo momento in maniera diversa, ma in realtà mai come in questo periodo il volontariato è stato protagonista, perché le tantissime associazioni, anche a Padova come in tutto il Veneto, è inutile negarlo, sono state in primo piano per aiutare, dare un supporto concreto a chi ha vissuto in maniera molto molto critica e difficile questa emergenza Covid. Quindi volontariato, si è toccato con mano il volontariato in questo periodo in realtà. Sì, assolutamente, te lo confermo. Tra l'altro proprio oggi hanno presentato un'altra iniziativa che sarà inserita proprio in questo anno di Padova Capitale del Volontariato, un TED per una serata proprio in cui si racconteranno le storie di volontariato a margine. Il presidente del CSV, Emanuele Lecci, ci ha raccontato come appunto questo substrato, questo animo solidale di volontariato appunto di Padova sia stato fondamentale in questo periodo, perché le associazioni hanno avuto la capacità
capacità di mettersi insieme e di sostenere chi è in difficoltà, in modo particolare le famiglie. Sono ancora 1.400 le famiglie padovane, circa 3.500 persone, ci ha raccontato proprio poc'anzi, che vengono sostenute dal volontariato a Padova in questo momento di grande difficoltà. In una città come Padova, che ha circa 200.000 abitanti, il numero è molto alto e questo è un dato che ci deve assolutamente far riflettere. C'erano novità particolari da Padova oltre a questa per quanto riguarda ad esempio le novità sui contagi? Ecco, allora, per quanto riguarda i contagi, ci sono 7 in questo momento cluster attivi a Padova e in provincia. Li ricordiamo, l'ultimo alla SDA Bocconi di Limena. Alla SDA, cioè il centro di smistamento di Poste Italiane a Limena, qui 17 dipendenti e un contagio da dipendente, quindi diciamo esterno ai dipendenti dell'azienda vera e propria. La sede è stata chiusa, continua il monitoraggio dei contatti avuti dalle circa 200 persone che hanno partecipato al Parco Fornaci a Padova alla commemorazione funebre di un camerunense, e da questo sono derivati altri 2 contagi in 2 case di riposo, una a Campo San Piero, la casa di riposo Bonora, l'altra all'Ira, e appunto diciamo si stanno monitorando tutte queste situazioni. C'è anche un'altra situazione all'interno di un centro estivo all'Arcella e poi il MAP, il mercato agroalimentare di Padova, dove sono oltre 400 i tamponi che sono stati effettuati dopo il riscontro della positività di 2 baristi all'interno appunto della struttura. Quindi è una situazione che sta andando avanti, che le autorità sanitarie stanno monitorando. Abbiamo anche sentito il sindaco Giordani proprio poc'anzi, che si dice abbastanza preoccupato per quella che è la situazione. Hanno fatto stampare il Comune di Padova 4.000 volantini che sono proprio in distribuzione in queste ore per ricordare ai cittadini il rispetto delle regole, quindi la mascherina, la sanificazione delle mani in varie lingue, e quindi diciamo che la situazione è sotto controllo, ribadiscono le autorità, ma è attentamente monitorata. Per la cronaca, Chiara, abbiamo qualcosa oggi? Diciamo che in queste ore non abbiamo grosse novità, per la cronaca quella nera. La cronaca nera, sì. Ovviamente vi terremo aggiornati nelle nostre prossime edizioni. Benissimo, allora io ringrazio la nostra Chiara Gaiani, ci ha dato questo spaccato e la novità appunto di questa maratona tanto attesa a Padova, che non si farà fisicamente, però mi piace l'idea di questa maratona virtuale, quindi potrà esserci un primo posto, un secondo posto, insomma gli atleti che parteciperanno dovranno dare il meglio di loro stessi ugualmente Chiara. Certo. Quindi benissimo, grazie alla nostra Chiara Gaiani. Noi andiamo avanti e torniamo a occuparci della questione dei migranti positivi che sono stati spostati a Cavarzere, perché è intervenuto anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La linea è che ci vuole più trasparenza. Cioè, secondo me non è giusto leggere sui giornali, dovremmo essere informati dalle autorità competenti quando ci sono punti di virus, luoghi dove ci sono misure sanitarie da intraprendere immediatamente. Leggere sui giornali non mi piace. Insomma, per il sindaco della città metropolitana di Venezia la gestione dei migranti sul territorio va condivisa prima con gli enti locali, senza calare decisioni dall'alto. Inevitabile il riferimento a Cavarzere, dove nei giorni scorsi proprio la prefettura, all'insaputa dello stesso sindaco Henry Tomasi, ha trasferito i migranti positivi della Croce Rossa di Jesolo. Non puoi mettere le persone contagiate insieme ad altre che sono sane, perché diventa un casino, cioè bisogna trovare il modo penso che bisogna intervenire anche con l'ASL, insomma, capire quali sono le situazioni, perché io personalmente non le so, ho letto sui giornali, c'è bisogno di avere trasparenza su questo e anche su altro. Da qui il messaggio diplomatico ma comunque diretto a Vittorio Zappalorto. Ma il prefetto, dico, siccome è una persona veramente che ha a cuore la sua terra, ci ha sempre investito eccetera, dico, io gli do la massima disponibilità ad affrontare le cose, però è chiaro che qualcosa va anche riferito al governo, però
perché possiamo spostare la gente infettata da una parte all'altra così. Tante le questioni connesse alla presenza di migranti. Prima di parlare di screening, dice Pero Brugnaro, serve controllare il fenomeno da nord a sud. Non si sa quanti siano, questo dico, non si capisce dove sono infettati, come sono arrivati, sta cosa di migranti la vogliamo prendere. Adesso anche in Sicilia, che avevano vinto il premio per la pace, adesso non li vogliono più. Bella novità sta qua, però. Finché passavano a Savaschei era una roba, allora lì vincevano i Pulitzer della generosità. Adesso che c'è qualche problemino non li vogliono più. Buon intenditore, poche parole però. Migranti a parte, il sindaco si vota al pragmatismo. Non ci sono soluzioni in questa fase se non la convivenza con il virus. Dobbiamo imparare a convivere col virus, non è da creare terrore, non è da creare panico, dobbiamo gestirla sta cosa. Non è che potremo fare un'altra chiusura generale, se no si copriamo da soli. Un altro incidente stradale mortale, ma ne parliamo dopo la pausa. E rieccoci in diretta perché questa mattina un altro incidente stradale con esito mortale, un altro motociclista ha perso la vita. Dovremmo avere collegato telefonicamente Christian Arboit che sta seguendo questo ennesimo incidente stradale mortale. Christian, allora raccontaci che è successo. Sì, Vanessa, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Un incidente mortale questa mattina alle 7:30, ancora una volta in via Martiri delle Foibe a San Donà di Piave, per intenderci verso il casello autostradale di Noventa, una strada davvero maledetta perché in questi ultimi anni ha già registrato tantissimi incidenti con esito mortale. Questa mattina a perdere la vita, come dicevi te, un ragazzo di 23 anni residente a Caorle. Sul posto il SUEM e i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e la polizia locale per i rilievi di legge. Da quello che si sta ricostruendo proprio in queste ore, in questi minuti, il giovane sarebbe uscito di strada autonomamente. La traiettoria sull'asfalto racconta di una perdita di equilibrio, un colpo di sonno, un malore, forse anche un'increspatura dell'asfalto. I testimoni parlano anche di questo. Una testimonianza in particolare ci dice che il ragazzo non stava procedendo ad alta velocità, ma per l'appunto i rilievi sono assolutamente in corso. Ho sentito anche diverse persone della zona, calcola che il tratto è un tratto deserto, ci sono delle aree di servizio. Bene, in queste aree di servizio tutti hanno lamentato il fatto che su quella strada si corre tantissimo, è un rettilineo che porta all'autostrada, quindi a volte si assiste anche a incidenti mortali o comunque con esito molto grave. Ho sentito poco fa anche il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, che mi ha confermato come sia volontà dell'amministrazione procedere a stretto giro di posta all'installazione di un nuovo autovelox. L'incidente però questa mattina, va detto, va sottolineato, è avvenuto sul tratto di competenza di Veneto Strade. Solo un'ultima cosa, Vanessa, poco più di una settimana fa, era martedì sera, si sono commemorate proprio qui a San Donà di Piave le 4 vittime dell'incidente che l'anno scorso suscitò tanto dolore e anche tanto scalpore. Quei 4 giovani morti poco prima di Jesolo, residenti tra San Donà e Musile di Piave, sono stati ricordati in piazza con una cerimonia, sono stati ricordati dai familiari. In quel caso si era dichiarata guerra proprio alle stragi del sabato sera, ma più in generale si era avviata una campagna di sensibilizzazione per le strade, con la nascita anche di un'associazione, l'associazione Alba.
Di fatto dopo una settimana siamo ancora qui a parlare di sicurezza sulle strade e a piangere un altro morto. Per il momento da San Donà è tutto, ti restituisco la linea. Grazie al nostro Cristian Arboite. Tra l'altro proprio poco fa assieme alla sindaca di Rossano Veneto abbiamo parlato della pericolosità delle nostre strade, della necessità di intensificare proprio anche tutte le misure che possono limitare la violazione dei limiti di velocità, quindi cercare di frenare in qualche maniera l'alta velocità da parte sia di motociclisti che di chi si trova al volante di un'automobile. Quindi insomma un altro motociclista, tra l'altro, di conseguenza questo fa davvero riflettere. Sicurezza sulle nostre strade potrebbe essere stata, abbiamo sentito tra l'altro Cristian che diceva che il motociclista non stava procedendo ad alta velocità, almeno da quanto hanno dichiarato i testimoni, quindi potrebbe essere anche proprio la qualità della strada, dell'asfalto, che potrebbe aver causato anche questo incidente con esito drammatico. Siamo invece adesso alla pagina politica, andiamo a Venezia e parliamo, è stato intervistato il candidato al sindaco Baretta. C'è un grande problema di sicurezza in città, c'è un grande e serio problema di sicurezza. A Mestre ci sono aree ormai che rischiano di essere fuori controllo e quindi i cittadini sono molto preoccupati. E sarà proprio la sicurezza uno dei temi della campagna elettorale in città, questione che per il candidato del centrosinistra Pierpaolo Baretta accomuna laguna e terraferma, ma la soluzione per l'attuale sottosegretario all'economia non è tanto quella di incrementare i controlli o le telecamere, piuttosto tornare a parlare di comunità incentivando il volontariato. Molte associazioni, sono tantissime le associazioni a Venezia che vivono, lavorano, si impegnano, non hanno spazi e luoghi dove esercitare la loro normale attività. Una casa delle associazioni per ogni municipalità è necessaria. Questa quindi la proposta sul tavolo di Baretta, che guarda con occhio critico e pure ironico ai tanti cantieri aperti in città. Brugnaro non sta facendo campagna elettorale, sta asfaltando la città, nel senso che sta un sacco di opere. Bene, vuol dire che i cittadini guadagneranno il miglioramento, però vuole anche dire che per un po' di anni non si è fatto niente, perché lo straordinario impegno di questi giorni nel sistemare ciò che non era sistemato. Cantieri che per Baretta sono iniziati anche grazie alle risorse messe in campo dal governo, e qui non manca una stoccata a dimostrazione che la campagna elettorale è proprio iniziata. Una cosa che il sindaco uscente vanta come suo merito è di aver risanato il bilancio. Bene, a parte il fatto che con il turismo galoppante, col taglio dei servizi e col 1,5 miliardi che gli è arrivato da Roma, vorrei vedere che non avesse risanato il bilancio. Ma a questo punto che cosa ne facciamo di queste risorse? E invece a Padova è stata presentata la nuova squadra di governo dopo che ormai ex vice Arturo Lorenzoni si è candidato alle prossime regionali. Andrea Michalissi è uno che lavora, deve mangiare la gente, si sa da fare, è positivo, per cui per me è stata veramente una scoperta positiva e come tale va premiato per fare vice sindaco. Andrea Aragona la conosco da quando abbiamo iniziato a lavorare, anzi ancora prima devo dire, per cui conosco la sua professionalità e sarà molto utile per quanto riguarda la giunta. Così Sergio Giordani sul rimpasto di giunta dovuto al posto libero lasciato da Arturo Lorenzoni, candidato a sfidare Luca Zaie alle prossime elezioni regionali. Un rimpasto non facile, anche se il primo cittadino ostenta tranquillità. In cui c'è stato questa discussione sotto l'aspetto delle deleghe. La giunta ha sempre lavorato bene, in serenità, tranquilla, si è estraniata totalmente da tutte le beghe. E così sarà ancora da oggi in poi, è arrivato un nuovo assessore, Andrea Aragona, e così sarà sempre. Noi abbiamo un dovere, lavorare per Padova, non fare beghe politiche e discussioni. La gente ha bisogno di fatti, di dire che siamo attivi, che non litighiamo, che diamo un buon esempio. Io sono orgoglioso della giunta, di questa città, del mio gruppo che assiste in continuazione. Per me va tutto bene. A Diego Bonavina, già assessore allo sport e all'avvocatura comunale, va l'assessorato alla sicurezza e alla polizia locale. Per sé Giordani ha tenuto il referato per il progetto Padova 2020-2030, voluto per fissare nero su bianco i punti di sviluppo della città del Santo per i prossimi anni. Sì, che la sto cullando questa idea
Purtroppo il Covid mi ha fatto ritardare, a settembre faremo già la prima riunione, voglio coinvolgere tutta Padova per far sì di disegnare una strategia per i prossimi 10 anni di Padova. Padova merita questo, merita altro, non è possibile che quando cambia la linea politica o cambia il sindaco o gli assessori venga stravolto tutto quello che ha fatto, ma non perché ho fatto qualcosa di giusto io, deve essere la logica sempre costante. Sono arrivati i dati, sono stati divulgati i dati da Azienda Zero per vedere i nuovi contagi. Allora vediamo assieme la tabella: 30 nuovi casi positivi per un totale di 19.707, i negativizzati sono 17.007, situazione rimasta stabile per quanto riguarda invece negli ospedali sia l'area non critica che la terapia intensiva, quindi questi 0 sia in area non critica che in terapia intensiva, restano 123 in area non critica, di cui 35 positivi, 7 in terapia intensiva, di cui 2 positivi, e 0 anche i nuovi decessi all'interno degli ospedali. Di conseguenza, insomma, queste sono le variazioni che sono state diramate alle 8 di oggi da Azienda Zero. Andiamo invece adesso a seguire tutta la questione degli arrivi di migranti nel nostro Stato, nella nostra Italia. È una situazione che sta preoccupando per quanto poco anche tutta l'area della Marca. Aumentano gli arrivi di migranti sulle coste italiane. A luglio a Lampedusa c'è stato un vero e proprio boom. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, ammette di stare seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, augurandosi di non dover affrontare una nuova stagione di trasferimenti in strutture, quelle sparse nella provincia, che si stanno progressivamente svuotando. Il timore e la preoccupazione c'è, non fosse altro perché è chiaro che, come dire, si tratterebbe di andare a riempire nuovamente in misura significativa quelli che sono gli spazi che abbiamo, e quindi questo andrebbe anche in qualche modo in contraddizione con l'impegno preso da tempo con i sindaci di ridurre il più possibile le presenze. Dobbiamo evidentemente attendere gli eventi. Sperando, aggiunge il prefetto, che il lavoro che sta compiendo a livello internazionale il ministro dell'Interno Lamorgese porti a ridurre la tensione sulle coste. Tema migranti tornato di stretta attualità non solo per gli sbarchi, ma anche per il focolaio di Covid di Jesolo, con i richiedenti asilo positivi trasferiti a Cavarzere. La situazione di Venezia somiglia un po', per fortuna con esiti diversi, a quello che era capitato nella caserma Serena. Qui la fortuna è stata di avere un solo positivo, e capisco le preoccupazioni dei sindaci del luogo, ma evidentemente un focolaio non vuol dire necessariamente un'epidemia. Non intende sentir parlare di nuovi arrivi il sindaco di Treviso Mario Conte, che ricorda i disordini all'ex caserma Serena di poche settimane fa. Non è una questione di razzismo, premette, ricordando di aver ricevuto a Cassugana proprio ieri i 3 giovani migranti che si sono diplomati al Palladio e al Giorgi. Il prefetto è ben consapevole che Treviso, da un punto di vista dell'accoglienza, ha già dato e sta già dando molto, perché ripeto, all'interno della struttura ci sono più di 330 persone, quindi credo che Treviso stia già abbondantemente facendo un servizio importante e non ha altri spazi da mettere a disposizione. Adesso una notizia colma di speranza per le sorti di Alex Zanardi, che ha lasciato l'ospedale di Siena ed è stato trasferito in un centro per la terapia di riabilitazione neurologica in Lombardia. Vediamo. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardiorespiratori e metabolici, la stabilità anche delle condizioni cliniche generali e la stessa stabilità del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale di Siena, dove era ricoverato dallo scorso 19 giugno, per essere trasferito in un centro di riabilitazione d'eccellenza in provincia di Lecco. A Noventa Padovana la notizia ha acceso la speranza per le condizioni del campione bolognese padovano d'adozione dopo il terribile incidente sulla sua handbike nel quale è rimasto coinvolto. I numerosi fan ed i concittadini si stringono alla famiglia nella speranza che il campione possa riprendersi. Un grande atleta, dicono in molti a Noventa, ma soprattutto una persona davvero speciale, in grado di lasciare il segno ovunque si trovi, un affetto testimoniato dalle parole dei sanitari che si sono presi cura di lui nell'ultimo mese. Alex Zanardi non è solo un atleta, è un esempio di vita, è un esempio per tutti noi, cosiddetti normali,
che abbiamo con interesse del nostro corpo, che viviamo ogni giorno di fronte a mille difficoltà, Zanardi ci dice, ci ricorda ogni momento che la vita è qualcosa che vale davvero la pena di essere vissuta. Auguriamo a lui davvero un percorso di neuroriabilitazione che lo porti a ritrovare davvero le sue caratteristiche non solo di atleta ma soprattutto di uomo. Quindi un grazie e un augurio davvero straordinario. Forza Alex, ci siamo ancora. Prima dei saluti ricordo alle 16:30 la pagina dedicata allo sport Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce, poi alle 20 continua lo sport con Sport in casa il nostro Alex Giuliano. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, un buon pomeriggio, arrivederci.